Venerdì 1 giugno un evento dal titolo Musile Talent Show, una serata all'insegna del talento. Eleonora Biral ha incontrato gli organizzatori. Vediamo. Siamo in compagnia di Fabrizio Callegher e Enrico Cadamuro, due dei registi del terzo Musile Talent Show. Buonasera. Buonasera. Il Musile Talent Show è un evento che si svolge all'interno di una serie di feste molto più ampie, organizzata dalla parrocchia di Musile, giusto? Esattamente, quest'anno è il 10° anno per Comunità in Festa di Musile di Piave, organizzato appunto dalla parrocchia negli ambienti parrocchiali. Diciamo che questa festa è già iniziata venerdì 25 maggio con la guerra di bande e proseguita sabato e domenica con la festa country e domenica con l'orchestra di Rino i Poeti. Ora nei prossimi giorni si proseguirà nei prossimi 2 fine settimana con il terzo talent show che si terrà venerdì 1 giugno, dove poi Fabrizio ci darà i dettagli. Poi ci sarà una giornata molto importante che è la seconda giornata multietnica che si svolge a Musile, dove già l'anno scorso abbiamo raccolto circa 400 bambini di varie etnie con le famiglie, e l'ultimo weekend finiamo con il venerdì 8 giugno dove sarà una serata di balli di gruppo tenuti dal maestro Lorenzon, e chiuderemo domenica 10 giugno con Andrea Orlando, che ormai è un classico per la nostra festa, e concludiamo tutti gli anni con l'orchestra di Andrea, insomma. Bene, ora addentriamoci nel Musile Talent Show. Dove si svolgerà questo evento e a che ora? Quest'anno è il terzo appunto Musile Talent Show che grazie alla video sound avremo modo anche di registrare appunto la serata e dare modo così di dare un'espansione ancora più grande di quello che è stato questo talent show. E quest'anno c'è una novità: suddivideremo le categorie per quanto riguarda il canto, quindi nel karaoke ci saranno 3 categorie. La categoria che va da 0 a 6 anni, da 7 a 15 e da 16 ai più vecchi. Ecco, questa è la novità, questo naturalmente per distinguere un po' anche la premiazione, giustamente. Questo si svolgerà venerdì con inizio alle ore 21. Avremo un noto DJ della zona, un Francesco Trizza, che presenterà la serata, e alla regia ci saranno altri due personaggi che stanno collaborando appunto a questa esibizione, Mirko e Costantino, e poi con Enrico e sottoscritto gestiremo la regia di tutto. Quindi ci saranno 3 vincitori assoluti, ricordiamo, delle 3 categorie canto, ballo e cabaret, giudicati da una giuria di 4 persone. Esatto, ci sarà una giuria diciamo sempre composta da persone che frequentano la parrocchia della comunità, persone competenti, e quindi daranno il loro giudizio e si esprimeranno diciamo in merito ai risultati che si otterranno. Io mi auguro che questo contribuisca a trovare dei talenti che fino adesso magari nessuno conosceva. Quindi anche questo è un bel momento per dare un po' di luce e di spicco a chi vuole mettersi in evidenza. Noi ringraziamo Enrico Cadamuro e Fabrizio Callegher e aspettiamo tutti i nostri telespettatori venerdì 1 giugno alle ore 21 al terzo Musile Talent Show.